Infrastrutture e recupero del territorio, lavoro e occupazione, appalti pubblici, politiche sociali. Sono questi i macro temi sui quali i sindacati del Tigullio tornano a stimolare le amministrazioni locali. Oggi servono degli input alla nostra regione per essere valorizzata e soprattutto per ripartire. È chiaro che a noi quello che preoccupa sono gli aspetti occupazionali e bisognerà cominciare a ragionare da questi e a ragionare anche sulla sicurezza del territorio, sulle infrastrutture, sulle politiche sociali. Obiettivo di fondo dell'iniziativa è quello di creare unità tra i diversi soggetti del territorio per dare a questo maggior peso politico nei tavoli di confronto istituzionale. Le lettere, al momento una dozzina, quelle recapitate ad altrettanti comuni del Tigullio, indicano sia i temi di sviluppo generali che accomunano tutto il territorio, sia quelli specifici per ciascun ambito. Di qui dunque l'attenzione focalizzata sul tunnel per la Val Fontana Buona, sui progetti per la colmata mare a Chiavari, sulla destagionalizzazione del turismo per le amministrazioni del Tigullio occidentale. Una voce particolare, soprattutto per l'entroterra, è stata riservata al recupero del territorio. Nei comuni qua dell'entroterra e anche nel Rivieraschi ci sono ettari e ettari di territorio abbandonato. Si tratta di vedere se con la volontà politica e ovviamente mettendo anche risorse si possa promuovere del lavoro per recuperare tutto questo territorio abbandonato. Evitare le gare impostate sul principio del massimo ribasso e rispettare il costo del lavoro per evitare irregolarità sono invece le richieste dei sindacati per il capitolo degli appalti pubblici. E come ultima voce della lettera, ma per questo non meno importante, quella legata alle politiche sociali, a sostegno di giovani, famiglie e anziani. Migliorare e armonizzare alcuni strumenti, ad esempio relativi all'ISEE, che possa agevolare l'accesso delle famiglie o comunque dei soggetti che hanno bisogno a una rete di servizi, e anche il potenziamento di alcuni servizi. Pensiamo agli asili nido, che in un territorio dove non c'è una grande natalità come il nostro, però questa esigenza ci è stata rappresentata più volte e riteniamo che vada accolta e attenzionata particolarmente.